Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Ritorna a Paramaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Paramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTE1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, entusiasmo a Portogruaro, i Granata vincono a Vittorio Veneto e chiudono al secondo posto. Ore decisive per il futuro della Fossaltese. In prima categoria, la Giulia Sagittaria conferma Mister Piva. Treporti e Ponte Crepaldo volano in prima categoria, tutta la gioia dei crepaldini. Gruaro ai play-out, l'ottimismo del presidente Toppan. Il rammarico del Telio Veneto pronto a giocarsi la salvezza in seconda categoria. Con interesse per il vertice ormai venuto meno, a 90 minuti dal termine del campionato di Serie D impazza la lotta per evitare i play-out. Sono 4 le squadre coinvolte, ad incominciare dal Cordenos di mister Massimo Mian, che dopo il pareggio di domenica scorsa nel derby salvezza con il Tamai, conserva 2 punti di vantaggio sulla zona calda, da gestire col beneficio dei 2 risultati utili su 3, in un drammatico scontro diretto con il Calvino Ale, da disputarsi in terra veneziana.
In lotta per l'unico posto che mette in palio la salvezza diretta vi sono anche Alto Vicentino, per la quale il calendario dell'ultimo turno riserva il già salvo Legnago Salus, ed il Tamai impegnato in casa con il Campo d'Arsego, reduce dal pirotecnico pareggio con la Triestina per 4-4. Più indietro c'è il Vigasio, ormai certo di dover affrontare i play-out, ma contro l'Abano cercherà punti utili per garantirsi il miglior piazzamento nella coda di fine stagione da far valere in caso di parità. Al termine di un lungo ed estenuante testa a testa con l'Union San Giorgio Sedico, la Liventina ha potuto festeggiare la vittoria nel campionato d'eccellenza. A distanza di una sola stagione i biancoverdi hanno fatto ritorno in Serie D andando a pareggiare sul campo del Borgo Ricco. All'Union San Giorgio Sedico resta l'onore delle armi e la possibilità di accedere alla fase dei play-off nazionali senza passare da quella del proprio girone. In coda è arrivata la retrocessione in promozione per Treviso e Favaro. Ai play-out sono finiti Portomansuè e Cornuda Crocetta. In promozione invece le luci della ribalta sono tutte per il Portogruaro. Vincendo sul campo della capolista Vittorio Veneto, i Granata hanno chiuso la stagione regolare in seconda posizione. Un traguardo che non più tardi di qualche settimana fa sembrava insperato. Questo dimostra che ci abbiamo sempre creduto, che il gruppo è rimasto sempre unito, nel bene e nel male, che la società ci ha sempre supportato, lo staff con me ha lavorato alla grande. Quindi è stata una ciliegina sulla torta la partita di domenica, dove davvero abbiamo dato tutto per cercare comunque di agguantare questo risultato importante, perché arrivare secondi ci permette di giocare i playoff in casa, quindi ancora di più dobbiamo adesso lavorare per non sprecare questa occasione. Il nuovo regolamento, arrivate secondi sì, però magari la classifica, i punti in raffronto con gli altri gironi un po' vi penalizza. Sì, solo che io sinceramente non sto guardando e non sto facendo questi calcoli, lo sai, non li abbiamo mai fatti, abbiamo sempre ragionato di partita in partita, quindi adesso pensiamo al 14, pensiamo a fare il massimo. Non sarà facile contro una squadra che ci ha messo in difficoltà all'andata e al ritorno in campionato, quindi dobbiamo essere tanto motivati a fare bene, quindi pensiamo al campo, poi vedremo cosa succederà. Ecco, guardando in senso generale la stagione regolare che si è appena conclusa, possiamo dire che ancora una volta il campo ha espresso quelli che erano i reali valori. Sì, alla fine tutto credo che si compensi nel bene e nel male. Il campionato è stato duro, difficile, abbiamo fatto una rincorsa importante, ogni partita è stata difficile, lo dimostrano anche le partite, i risultati che hanno avuto gli altri. Ogni campo era indecifrabile, ogni domenica c'era una sorpresa, quindi il nostro girone credo che sia stato fra i più equilibrati e quindi è stato ancora più difficile, tra virgolette, arrivare a raggiungere questo obiettivo. Adesso si azzera tutto, sono partite secche, quindi bisogna davvero dare tutto. Eccoci con Carlo Mazzarella, capocannoniere di questo campionato, dunque una soddisfazione ulteriore, oltre ad aver tagliato il traguardo dei playoff con il Portogruaro ed essere arrivati addirittura secondi. Sì, è diciamo una soddisfazione in più, come hai detto tu, perché era importante per noi raggiungere quell'obiettivo. È arrivato anche questo personale, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Adesso pensiamo a fare bene i playoff e via, insomma. Ecco, una soddisfazione, come ho detto, sicuramente ulteriore dal tuo punto di vista personale, dopo una scorsa stagione in cui le cose non erano andate come avrebbero dovuto. Sì, l'anno scorso ho avuto un po' di problemi anche di lavoro che non mi hanno consentito di allenarmi bene, perché facevo dei turni anche la notte, quindi l'ultima parte di stagione è andata così. Quest'anno avevo voglia di riscattarmi, di dimostrare che era stato un incidente di percorso e basta, insomma. Ecco, adesso abbiamo detto playoff secondi da secondi, ovviamente ancora non è stato fatto niente, il bello arriva adesso. Sì, adesso bisogna riuscire a restare concentrati e allenarsi bene e giocare come sappiamo, insomma, come abbiamo dimostrato. Bisogna rimanere lì con la testa e poi si vedrà, perché sulle partite secche poi può succedere un po' di tutto.
niente, siamo consapevoli comunque che qualcosa di buono ce l'abbiamo, perché l'abbiamo dimostrato, e speriamo di riuscire a dimostrarlo anche nei playoff. I Granata dunque si confronteranno in gara secca al Mecchia il 14 maggio con la Robeganese. L'altra semifinale sarà tra Union Vipo e Spinea. Ai play-out il team biancorossi affronterà in trasferta il San Gaetano, mentre l'Unione Sile dovrà attendere lo spareggio tra Plavis e Fergona per conoscere il proprio avversario. E se al Portogruaro c'è grande entusiasmo, a Fossalta il tempo stringe. Il presidente Ciro Astarita, dimissionario ormai da un anno, ha ribadito una volta ancora le proprie intenzioni all'amministrazione comunale. Per salvare la Fossaltese e quindi anche il campionato di promozione è fondamentale che si attivi il tessuto economico locale. Con la proprietà uscente nessuno si è fatto avanti in modo concreto per subentrargli. Resta comunque sempre aperta la soluzione che prevede la ripartenza da una categoria inferiore economicamente sostenibile per le forze del momento. Da capire il futuro del settore giovanile sul quale la gestione uscente ha investito moltissimo. Il termine ultimo che sarebbe stato posto affinché qualcuno rilevi l'attuale sodalizio è quello del 10 maggio. Dopo la dirigenza uscente potrebbe concretamente procedere con la tanto vociferata fusione con il Portogruaro. Intanto l'ultimo atto della società sarà l'organizzazione del torneo Pessa. In prima categoria tutto era deciso da tempo con la vittoria del 90 e le retrocessioni di Zensonese, Città di Venezia e Lugugnana. In ballo c'era solo il posizionamento nella griglia dei playoff, dalla quale è rimasto fuori il ballo Scaltenigo, arrivato a 8 punti dalla Milanese, seconda in classifica, che quindi passa subito in finale, aspettando di conoscere l'avversario che uscirà dalla sfida tra Marcon ed i trevigiani del Badoere. Il Veneto orientale intanto in attesa di capire quel che succederà a Caorle, sempre alle prese con una crisi societaria di complicata soluzione, mentre la Giulia Sagittaria si è congedata dal proprio pubblico con un sonante 5-0 rifilato alla Zensonese. In casa concordiese si guarda al futuro, mister Fabio Piva ha già le idee chiare. Ultima partita della stagione, è arrivato un 5-0 con la Zensonese, ma è ovvio che non è di questo che vogliamo parlare, invece parliamo con mister Fabio Piva di quello che sarà un po' il futuro di questa squadra. Innanzitutto si parte dalla tua conferma. Sì, devo fare un plauso ai ragazzi perché quest'anno sono stati molto bravi a sopportarmi. Diciamo che per quanto riguarda la prossima stagione adesso ci troveremo con la società e cominceremo a pensare a cosa fare per il prossimo anno, dove andare a puntellare questa squadra che comunque ha fatto molto bene dal mio punto di vista. Non serviranno molti innesti, ma qualcosa sì, perché vorremmo provare a fare un po' meglio di quest'anno. La mia conferma c'è stata, ringrazio la società per questo, perché diamo continuità a un progetto e mi fa molto piacere. Adesso vediamo, dalla prossima settimana cominciamo a intavolare i discorsi che servono per programmare la prossima stagione. Hai parlato di innesti, in che ruoli? Ma adesso vediamo, perché vediamo un attimino. Io ho delle idee, ce le ho in testa, adesso è brutto parlarne così, però non è giusto più che brutto, dunque ritengo che da domani o lunedì ci sediamo, vediamo un attimino cosa vuole fare la società in base anche alla stagione che vuole fare. Io voglio ne ho tanta, penso che anche la società, dunque penso che ci troveremo sicuramente d'accordo su cosa fare e cosa non fare, ecco. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dottaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Ritorna a Parmaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Pramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTE1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villota di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villota di Chions. Al girone O di seconda categoria ci sono voluti gli ultimi 90 minuti per eleggere le sue regine. La vittoria a Sorriso al Treporti, passato quasi allo scadere sul campo del San Donà. Per i lagunari si tratta del ritorno in prima categoria a distanza di un solo anno dopo l'avvenuta retrocessione, ma anche del primo campionato vinto dalla gestione a firma del presidente Renzo Mavaracchio. È stato un duello vinto sul filo di lana con il Pontecrepaldo, che comunque, grazie al nuovo regolamento dei play-off, ha potuto festeggiare a sua volta la promozione senza passare da alcuna coda di fine stagione. L'ultimo atto della formazione crepaldina si è consumato sul campo di Gruaro, dove al termine di 90 minuti sofferti si è imposta per 2-1. Devo fare i complimenti al calcio Gruaro perché ci hanno messo seriamente in difficoltà oggi, difendendosi bene con ripartenze molto veloci. Devo dire la verità, abbiamo raggiunto un traguardo che c'eravamo a metà stagione prefissati, perché comunque non eravamo la squadra più forte del campionato, questo bisogna dirlo, insomma. Complimenti anche al Treporti che è riuscito a vincere questo campionato. Noi siamo stati a tallonarlo fino all'ultima giornata, è diventato ancora più vincente. Devo dire la verità, non mi aspettavo un campionato così equilibrato nelle prime posizioni. Complimenti ai ragazzi, i ragazzi sono stati strepitosi. Credo che una promozione del genere verrà ricordata a Pontecrepaldo per tanto tempo, e al mister Geretto, che pur essendo un mister molto giovane, perché è il secondo anno in panchina, tra l'altro li abbiamo ha iniziato con noi, e complimenti perché da giovane, da panchina verde direi io, non è facile portare una squadra 2 anni consecutivi a vincere e comunque essere promossi in 2 categorie in 2 anni, quindi l'impresa ci è riuscita. Complimenti veramente ai ragazzi che hanno dato tutto, e al mister Geretto e al suo staff, non dimenticando Luca Mazzon, preparatore dei portieri, e la nostra Valentina Arcuti che è la massaggiatrice, e tutta la società che ha messo tutto l'impegno possibile, immaginabile, e senza far mancare niente ai ragazzi. Ecco, ci eravamo visti ad inizio stagione, proprio durante il precampionato, si parlava di un progetto ad ampio respiro. È ancora valido questo progetto oppure c'è qualcosa di cambiato? No, è ancora valido e noi ci crediamo, soprattutto sulla piazza di Eraclea. Adesso non possiamo più nasconderci, credo non si possa più nascondere anche a livello amministrativo nel comune di Eraclea, perché questa promozione, credo che in prima categoria sarebbe bene avere una squadra che possa competere nel futuro anche per arrivare a un gradino più su, quindi alla promozione. Credo che Eraclea lo meriti, ha le
strutture sportive per fare questo. I giovani, c'è un bagaglio di giovani importantissimo all'interno del comune di Eraclea che secondo me va salvaguardato. Dobbiamo fare in modo che i giovani ritornino nel comune di Eraclea, a Ponte Crepaldo e Eraclea, per un futuro migliore, un futuro da protagonisti anche sul calcio che secondo me conta per Eraclea e sicuramente bisogna dare una scossa e avere una squadra e una società forte per un obiettivo comune. Quindi secondo me, a mio parere, parlo anche dal punto di vista personale, Eraclea ha bisogno di questo, di fare una società seria, forte e che punti alla promozione negli anni, nel tempo. Quindi il prossimo anno ci giocheremo la prima, vediamo come va e speriamo che rimanga un soggetto solo calcistico a Eraclea. Questo è secondo me l'unica cosa che conta per avere un'immagine anche diversa e una forza societaria diversa. Ci sono state delle trattative tra le due parti? Sì, sono in corso delle trattative e dobbiamo vedere fino a che punto queste trattative possono dare il risultato sperato. Io spero proprio di sì, dopo vediamo un attimino gli interlocutori chi saranno, anche perché non è facile mettere d'accordo delle persone, delle idee diverse, perché le società hanno una storia molto importante. Ponte Crepaldo è nata nel 1963 e prima nel 59 con i campionati parrocchiali e tutto. L'Eraclea lo stesso è nata prima del Ponte Crepaldo, per cui sono due soggetti calcistici che hanno fatto la storia del calcio dilettantistico in Veneto e soprattutto nel Basso Piave. Quindi bisogna, stiamo chiacchierando, questo lo confermo, stiamo chiacchierando, vediamo se riusciamo ad arrivare dove vogliamo. Allora Presidente, finalmente è arrivata questa promozione inseguita, tanto attesa, veramente bravi ragazzi. È stato un anno difficile e io ho sempre creduto a questa formazione, a questo gruppo di ragazzi fin dall'inizio che si arrivava vicino al traguardo. Oggi sono felice, abbiamo vinto, anche arrivando secondi abbiamo vinto la prima categoria. Ringrazio tutti i ragazzi e il mister, tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito e tutto il paese che ci ha aiutato. Grazie a tutti e sono felice di questa promozione. Grazie e viva lo sport! In coda Gruaro dunque ai play-out al termine dell'ennesima stagione di sofferenza. Se la vedrà con il Telio Veneto, non potendo neanche contare sui 2 risultati utili su 3. Pur non nascondendo il proprio rammarico, il presidente Moreno Toppan, forte della prestazione offerta contro una delle corazzate del campionato, guarda la doppia sfida che definirà il futuro del nobile decaduto club biancorosso con un certo ottimismo. Sì, saranno play-out come purtroppo è stato il campionato, soprattutto nelle ultime 7-8 partite a decretare. Oggi abbiamo fatto una prestazione a mio avviso all'altezza dell'avversario, che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per poter portare a casa un risultato, tant'è vero che alla fine abbiamo preso anche 2 traverse, il loro portiere ha fatto una gran parata, dopo ovviamente che il nostro aveva comunque dato il suo contributo, quindi saranno play out, ma se abbiamo questo spirito lo affrontiamo con molta fiducia. Siamo consapevoli che spesso e volentieri la prestazione è dovuta soprattutto nei dilettanti da un aspetto mentale, quindi oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Siamo partiti con 2 ragazzi del 99 e uno è subentrato successivamente, per cui non hanno sicuramente fatto mancare il loro supporto come fossimo una squadra di tutti i titolari, ecco, insomma. Hai parlato appunto di giovani e di giovani del Gruaro, guardando soprattutto alla formazione juniores, veramente quest'anno hanno fatto un qualcosa che si potrebbe definire anche un capolavoro. Sì, Gabriele Sutto e Claudio Rorato quest'anno hanno proseguito il loro cammino, che ormai quest'anno è alla terza annata, portando gli juniores a vincere il loro campionato di categoria, juniores provinciali, diciamo con un percorso netto, senza nessuna sconfitta, ma soprattutto con una crescita costante nel gioco dei ragazzi, alcuni dei quali hanno esordito o anzi hanno disputato una partita oggi, ma anche hanno esordito nelle precedenti giornate. Quindi il futuro del Gruaro si parte proprio dalla formazione juniores.
Il futuro del Gruaro partirà dopo il 21-22 di maggio, perché certo noi siamo consapevoli di avere un gruppo di qualità, di ragazzi giovani che sicuramente ci danno una buona speranza. Ovviamente non basta perché una società deve essere composta da diversi fattori, sicuramente abbiamo del materiale ottimo sul quale possiamo lavorare, sicuramente. L'avversario del Gruaro sarà il Taglio Veneto, Granata ai play-out da formazione meglio piazzata dopo aver espugnato Cinto Caomaggiore nell'ultima di campionato. Tuttavia non manca il rammarico della dirigenza per una coda di fine stagione che col senno di poi avrebbe potuto anche essere evitata. Alberto Querin ha sentito il direttore sportivo De Palma. Una partita difficile più che altro per il clima e soprattutto per la tensione che c'era in campo da parte della nostra squadra. Eravamo costretti a fare i 3 punti per poter sperare di arrivare nella migliore posizione di classifica a disputarci questi play-out. Purtroppo col senno di poi ci sono 1000 rammarici che durante questa stagione ci hanno portato ad arrivare al 30 di aprile e purtroppo non poter finire e festeggiare questa salvezza. Di conseguenza adesso ci aspettano una settimana di pausa e dopo affronteremo questi play-out che mi sembra dai risultati dovrebbero essere col Gruaro. Peccato perché veramente ci sarebbe state 1000 possibilità per essere un pochettino più tranquilli, però vabbè, adesso i rammarici li lasciamo alla fine di questa partita e affronteremo queste 2 partite con lo spirito e con l'intensità che merita, insomma. Ecco. Sì, una squadra comunque che ha giocato bene, quindi si prepara, almeno da quello che si è potuto vedere, pronta per questo range finale per cercare di mantenere la categoria. Sì, sicuramente sì, quello dopo un periodo che purtroppo a livello di risultati non riuscivamo a incanalare o comunque a raggiungere una vittoria che ci avrebbe permesso magari di inanellare dei risultati positivi, purtroppo questi non arrivavano, però diciamo che questo finale di campionato sicuramente dalla partita di domenica scorsa in cui appunto abbiamo raggiunto la vittoria col Gruaro proprio allo scadere, ci ha dato un morale che sicuramente è diverso rispetto a quello che sarebbe stato fino a 2 domeniche fa. Oggi comunque faccio i complimenti anche al Vigor, perché è una squadra comunque che non aveva più niente da chiedere, ha messo in campo tutta la volontà, la voglia ed è giusto così, non venivamo qua a chiedere niente e che ci venisse regalato niente, quindi è stata una partita discreta, bella insomma. Gli faccio i miei migliori auguri, un gran in bocca al lupo per il prossimo anno e spero che questa iniezione di fiducia che queste 2 partite ci hanno dato ci possa essere utile per i play-out. La Vigor dunque ha dato l'addio alla seconda categoria con l'ennesima sconfitta. Dopo le peripezie estive a Cinto Caomaggiore si era cercato di salvare il salvabile, ma nonostante le aspettative della vigilia l'impresa non è riuscita. La stagione si vedono i risultati, siamo arrivati con 9 punti, per cui diciamo che non è stata una buona stagione, anche se avevamo diversi ragazzi giovani, come ho già detto altre volte, e si paga l'inesperienza, anche se abbiamo espresso nell'arco dell'anno un gioco del calcio secondo me che è discreto. Gente però con poca esperienza e quindi si pagano questi scotti e più volte anche giocando bene il risultato non ci ha dato ragione. La stagione è partita male ed è finita altrettanto male. La società ha messo anche sul piatto qualche ragazzo interessante, speriamo di averlo valorizzato e che il prossimo anno questi ragazzi qua possano fare un campionato discreto alla loro altezza. Sì, c'è già qualcosa che bolle in pentola in futuro oppure no? Questo non lo so, bisogna parlare con la società, col presidente o direttore sportivo. Io faccio l'allenatore e quindi non so di queste cose che sono espressamente della società. Comunque alla fine se si può valorizzare comunque sotto anche il profilo umano, tecnico e tattico, può essere soddisfatto del suo gruppo di ragazzi oppure potevano dare qualcosina in più?
Ma io mi aspettavo sicuramente molto di più, perché alcuni ragazzi hanno delle qualità che sono buone e valide. Poi quando ci sono dei risultati che vengono negativi a cascata, si ripetono, si perde anche quella voglia di poter incidere sulla partita. La Vigor dunque ritorna dopo diverse stagioni in terza categoria, dove gli ultimi 90 minuti hanno ribadito lo straordinario momento di forma del Meolo, andato a vincere sul campo della Sangiorgese, seconda in classifica, già certa della finale play-off. I vincitori del Trofeo Veneto sono la formazione favorita nella semifinale con la Nonese, che si è fatta imporre il pari dal Lido Jesolo. E per concludere uno sguardo anche al campionato di Serie D femminile, dove il Portogruaro è uscito sconfitto contro l'Altivolese. Al cospetto delle vicentine non vi è stato proprio niente da fare, le Granate ormai sono in fase di smobilitazione. La prossima stagione porterà tante novità nel tentativo di lottare ad armi pari con il resto del gruppo per un posto al sole. Intanto, ad una giornata dal termine, la lotta per il primato è ristretta alle formazioni giuliane della Polisportiva San Marco e alla Triestina, con l'Altivolese ormai matematicamente sicura di essere ai play-off.